notte ci penso, e dopo tutte queste foto in cui guardo il Thor e così, una notte mi sono messa dall'altra parte e ho pensato, ma il Thor cosa vede? Vede noi e la nostra vita, ma non solo la nostra, ne ha vista quella e quindi mi è uscita questa cosa. Se il campanile di Capriva avesse gli occhi, vedrebbe un paese che cresce e si allarga, ma sa stringersi e vivere compatto i momenti forti della sua comunità. Vedrebbe colline verdi o innevate, bagliori di fulmini nel cielo e strade allagate, cerimonie e feste di piazza. Se il campanile avesse orecchi, udirebbe lo scroscio della pioggia, il fragore dei tuoni ed il suono, gioioso o mesto, delle sue campane. Se il campanile avesse una bocca, ci racconterebbe le storie lente del tempo passato e l'andirivieni frettoloso del tempo presente. Se il campanile avesse un cuore, ci direbbe come esso è stato trafitto da una granata durante la Prima Guerra Mondiale, ferito come tutti i caprivesi costretti a vivere quella tragedia. Se il campanile avesse un'anima, ci esprimerebbe il suo orgoglio di essere l'immagine per tante associazioni caprivesi che portano avanti tradizioni, cultura ed opere di solidarietà. A noi piace pensare che il nostro campanile abbia occhi ed orecchi, cuore ed anima, e possa essere il punto di congiunzione fra noi e le generazioni passate, fra noi e le generazioni future, ma ancora di più, un punto di congiunzione fra noi ed il cielo. La commovente invocazione "Signor, guardai Capriva", scritta sulla cupola del campanile, ci fa sentire protetti, e la vista del nostro Thor ci fa sentire a casa. 30 aprile 2018, ore 2:30 del mattino. Un piccolo regalino per un grande favore che lei ci ha fatto. Ma grazie, non dovevate veramente. Vedrete che noi diamo ai bambini sugli alberi, sull'amore per gli alberi, eccetera. Benissimo, molto un interessante. piccolo omaggio. Grazie, molto gradito, veramente. Un altro omaggio è questa nostra vecchia pubblicazione che però ha in copertina Capriva. Questa io non la conoscevo, vedi? Questo qua è la nostra, dove andiamo adesso? Guarda. Fatta? E adesso ho fatto la bella figura, adesso finiamo da bere, eccetera. E avevo le foto di vari paesi, no? Sì. E quello lì è il più bello, È il più bello, sfacciatamente. Allora, per ben 5 euro, questo è il libro di cui si è tanto sentito parlare. Quindi adesso mi dite, spero di averlo fatto. Però, avendo io portato questo, che non tutti hanno, con altri 5 euro avete entrambi. Chi vuole o chi ce l'ha già non è interessato. Ieri sera alle 11 cercavo qualche libro su cui aggiornarmi un po'. In verità il motivo per cui questo altare si trova su quella copertina è che avevo fatto un piccolo articolo, non so, sugli altari barocchi, cercando di far capire che gli altari barocchi sono dei beni culturali a rischio e naturalmente uno pensa come a rischio, sono tutti all'interno, sono in luoghi come le chiese che insomma sono rispettati
dati, eccetera.